Dal 17 maggio dovrebbero aprire le prenotazioni dei vaccini per i quarantenni. Io lo farò immediatamente, così il presidente della regione Fedriga. Oggi confronto con il governo sull'RT destinato a sparire. Oggetto da giorni sui social di insulti e minacce da parte dei Novax, il vicepresidente della regione Riccardi si rivolge alla procura. È arrivato il tempo che anche il web abbia delle regole, dice. Sereni Orizzonti, Blasoni ha patteggiato 11 mesi di reclusione per l'accusa di frode nell'esecuzione di contratti di fornitura. L'azienda ridimensionate le accuse, confermata l'estraneità del gruppo ai fatti. Un gesto simbolico carico di significato per la ripartenza del turismo nel giorno della riapertura delle spiagge. Venerdì, lo annuncia l'assessore regionale Bini, si preparano a sbocciare 25.000 ombrelloni. Ha mantenuto la maglia rosa Alessandro De Marchi anche nella quinta tappa del Giro d'Italia, segnata da diverse cadute rovinose, tra i ritirati anche Landa, capitano della squadra di Pellizzotti. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Dunque si accelera sulla campagna vaccinale e sembra proprio sia arrivato il momento anche dei quarantenni. Dovrebbero aprire lunedì le prenotazioni, lo ha fatto sapere oggi il presidente della regione Riccardo Riccardi. Quella di oggi è stata la giornata del confronto tra Stato e regioni, tra i temi quello dell'RT come parametro per definire la classificazione delle regioni. Il governo ha aperto alla proposta delle regioni di rivedere questi criteri. L'incidenza e la pressione sugli ospedali, a fronte però di un numero minimo di tamponi, al posto dell'attuale parametro dell'RT. Incidenza e sovraccarico delle strutture ospedaliere a patto però di un numero minimo di tamponi. Sono questi due valori che potrebbero acquisire un peso maggiore nella scelta dei colori delle regioni. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza al termine del vertice con i presidenti a cui ha preso parte anche Massimiliano Fedriga, che guida l'Assemblea delle Regioni. Oggi, ha sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia, abbiamo presentato al governo una proposta per la revisione degli indicatori decisionali, offrendo la massima disponibilità ad un'ulteriore interlocuzione con l'esecutivo. L'obiettivo è quello di avere parametri chiari, fortemente semplificati, in grado di generare automatismi per quel che riguarda gli scenari che coinvolgono le attività sociali ed economiche. La proposta delle regioni, condivisa come detto da Speranza, è di superare l'incidenza dell'R3 come parametro guida, a vantaggio, prosegue Fedriga, del tasso di incidenza e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica. Il nostro auspicio è che si arrivi entro questa settimana ad una proposta condivisa governo-regioni che vada in questa direzione, un'intesa che andrà comunque considerata come una proposta transitoria che tenga conto degli attuali meccanismi, ma che vada collocata, conclude il Presidente, nell'ottica di superare definitivamente il sistema delle zone se le condizioni di diffusione del virus lo permetteranno. Non si è invece parlato del coprifuoco. In questo momento il Presidente del Consiglio Mario Draghi sta prendendo tempo in attesa di avere i dati del contagio di venerdì. È condizionato anche dalle decisioni di Francia, dove il 19 maggio si passerà dalle 19 alle 21, e della Germania, passata dalle 21 alle 22. Il Premier starebbe optando per estenderlo alle 23 a partire dal 18 maggio. Su questo Fedriga ha confermato che una proposta era già stata avanzata e le 23 erano state scelte come punto di equilibrio in cambio di una concessione sulla possibilità di mangiare al ristorante anche al chiuso. Dal 17, inoltre, Fedriga ha annunciato la possibilità di un'apertura delle agende vaccinali anche per gli over 40. E in Friuli Venezia Giulia c'è una buona partecipazione alla campagna vaccinale degli over 50 nei primi giorni. Stiamo andando avanti con la somministrazione delle dosi. Dal 17 dovrebbero aprire le prenotazioni per gli over 40, come da indicazioni del commissario Figliuolo. Io lo farò immediatamente. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, intervenendo a Un giorno da pecora su Radio 1. Fedriga è tornato anche sul tema AstraZeneca. Non è visto in modo entusiastico, ma in regione quelli che ci sono li consumiamo tutti, anzi abbiamo chiesto un anticipo di dosi di AstraZeneca, altrimenti non ci bastavano per arrivare alla prossima settimana, ha detto. Per quanto riguarda la classificazione delle regioni sulla base del rischio, sulla base di quanto leggo, ma non sono arrivate ancora le bozze del monitoraggio settimanale, ci sono 3 regioni, tra cui il Friuli Venezia
Venezia Giulia che hanno un'incidenza inferiore ai 50 casi per 100.000 abitanti. Queste sarebbero bianche, ma dai parametri attuali una regione deve avere numero da bianco per 2 settimane consecutive per il passaggio nella nuova area. E proprio di incidenza avevamo parlato anche nel nostro telegiornale di ieri, dicendo che il Friuli Venezia Giulia era appunto vicinissima a questa soglia dei 50 casi ogni 100.000 abitanti. Ebbene, i dati che abbiamo a disposizione oggi, aggiornati ad oggi, ci dicono che a livello regionale oggi in Friuli Venezia Giulia l'incidenza è di 42 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, dati appunto da zona bianca, se confermati, ricordiamolo ancora una volta, per 3 settimane consecutive. Andando a vedere i singoli territori all'interno della regione, al momento il dato più alto è quello relativo alla provincia di Trieste, con 71 casi ogni 100.000 abitanti. Il dato più basso è quello di Udine, con 27 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni. E vediamo allora i numeri aggiornati ad oggi, quelli del bollettino Covid. Sono 75 le nuove positività riscontrate in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, 65 sono emerse a fronte di 6.062 tamponi molecolari, l'1,07% il tasso di positività, mentre altri 10 casi sono stati scoperti con 2.032 test rapidi antigenici, lo 0,49%. I decessi registrati sono 4, a cui se ne aggiungono altri 2 pregressi. I decessi dall'inizio della pandemia sono 3.752, i ricoveri nelle terapie intensive scendono di 2 unità, raggiungendo quota 48, scendono anche quelli negli altri reparti, ora 120. Oggetto da giorni sui social di pesanti attacchi, insulti e minacce da parte dei Novax, il vicepresidente della regione ha deciso di non lasciar correre, ma anzi di rivolgersi alla procura. Telefriuli spiega le ragioni che lo hanno spinto a prendere posizione e dice: è arrivato il tempo che anche il web abbia delle regole. Vicepresidente, da qualche giorno lei è oggetto di pesanti attacchi sui social da parte dei Novax. Ci vuole raccontare che cosa sta succedendo? Ma credo che stia succedendo quello che purtroppo è accaduto anche a altri. Minacce pesanti, accuse infamanti. Non credo che sia un bel modo per affrontare una vicenda sulla quale ognuno può esprimere la propria libertà. Se i Novax decidono che la via del vaccino per loro non sia quella giusta, rispettino quelli che stanno lavorando e credono che invece sia l'unica strada per uscire da questa pandemia. La vicenda della rete è una vicenda che ci ha esposti nel corso della pandemia alla sua fragilità e credo che alla sua incapacità di poter definire delle regole e farle rispettare. Non penso che si possa proseguire ancora molto senza definire alcune regole che sanzionino dei comportamenti che vanno fuori le righe come questi. Sicuramente io non sono uno che si farà intimidire da queste accuse di questi irresponsabili. Si possono dire delle cose diverse, non è detto che tutti quanti abbiamo la stessa opinione, si possono criticare le posizioni di altri, ma il rispetto e il modo con il quale si dicono sta diventando una cosa importante. Lei ha intenzione di andare in procura? Beh, certo, io segnalerò alle autorità competenti questo fatto, perché non credo che sia un problema soltanto di difendere me, ma di difendere tutti quelli che stanno lavorando in questa operazione, che è tutt'altro che semplice, molto complessa, delicata, e ovviamente insomma, si rischia anche di mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, perché insomma da una cosa nasce l'altra e purtroppo qualche scalmanato non manca mai.
Le offese e le minacce rivolte via social all'assessore regionale alla salute Riccardi sono riprovevoli e inaccettabili ed è giusto che vengano perseguite. L'assessore esprimiamo tutta la nostra solidarietà, convinti che il dibattito e il confronto aperto anche nella diversità di opinione siano l'unica strada percorribile e civile. Lo afferma il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Diego Moretti. I vaccini, dice, sono la via di uscita da questa pandemia e siamo convinti che sia compito della politica allontanare ombre negazioniste, così come fermare anche l'odio spesso dilagante. Alla Giunta, aggiunge Moretti, rivolgiamo l'appello affinché, a fronte delle adesioni alla campagna vaccinale al di sotto delle aspettative, ci sia una forte spinta di sensibilizzazione istituzionale attraverso una campagna su media e social. L'imprenditore udinese Massimo Blasoni ha patteggiato 11 mesi di reclusione e 460 euro di multa in qualità di amministratore di fatto di Sereni Orizzonti per l'accusa di frode nell'esecuzione di contratti di fornitura nei confronti di 6 regioni italiane. Patteggiamento anche per 6 ex responsabili della struttura. Si è conclusa con il patteggiamento a 11 mesi di reclusione e 460 euro di multa, pena non sospesa, la vicenda giudiziaria dell'imprenditore udinese Massimo Blasoni, al quale era stata contestata una frode nell'esecuzione di contratti di fornitura a 6 regioni in qualità di amministratore di fatto di Sereni Orizzonti, assieme ad altri 6 ex responsabili della struttura. La decisione è stata presa questa mattina al Tribunale di Udine dal giudice Matteo Carlisi, che ha ratificato l'accordo tra il sostituto procuratore Paola De Franceschi, oggi sostituita dal PM Maria Caterina Pace, e gli avvocati difensori, dopo che è stato verificato il versamento di 3,4 milioni di euro complessivi a titolo di risarcimento alle 6 regioni danneggiate: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Toscana, Sicilia ed Emilia Romagna. A Massimo Blasoni sono stati poi restituiti 200.000 euro e la disponibilità di Palazzo Kechler a Udine, sottoposti a sequestro preventivo all'inizio della vicenda giudiziaria. Per quanto riguarda i 6 ex responsabili di Sereni Orizzonti, le pene patteggiate variano da 3 mesi e 15 giorni a 8 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale e da 350.000 euro di multa. Parla l'azienda, ridimensionate le accuse, confermata l'estraneità del gruppo ai fatti. Sentiamo le parole del legale rappresentante di Sereni Orizzonti, Meluzzi. Siamo contenti della conclusione di questa vicenda e ovviamente del fatto che si sia ampiamente ridimensionata. I fatti hanno dimostrato che probabilmente tutto ha avuto origine da errori commessi da alcuni manager in un periodo di crescita frenetica. Tutte le aziende commettono degli errori, le più brillanti si distinguono per quello che fanno dopo, per come reagiscono. La nuova governance ha dato impulso a un forte processo di riorganizzazione, miglioramento dei processi e dei controlli, anche grazie a una spinta digitalizzazione. Oggi tutte le nostre residenze sono Covid-free e rappresentano quindi un luogo sicuro dove ospitare nuovamente i vostri anziani e dove poterli far incontrare con i loro familiari. Il sostituto procuratore del Tribunale di Trieste, Federica Riolino, ha chiesto il rinvio a giudizio per Alejandro Augusto Stefan Meran, il cittadino dominicano accusato dell'uccisione dei 2 poliziotti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta nella sparatoria avvenuta in questura a Trieste il 4 ottobre del 2019. Per il prossimo 7 giugno è fissata l'udienza preliminare. La scorsa settimana si era tenuta davanti al giudice per le indagini preliminari, Massimo Tommassini, l'udienza per l'incidente probatorio in cui erano stati discussi gli esiti della perizia psichiatrica svolta su Meran. Il collegio peritale aveva concluso per una parziale infermità. Meran, detenuto in carcere a Verona, accusato anche di 7 tentati omicidi di altrettanti poliziotti contro cui aveva sparato quel pomeriggio. E allarme immigrati in Friuli Venezia Giulia, a lanciarla l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, che parla di un 20% in più di ingressi rispetto al 2020.
In Friuli Venezia Giulia nei primi 4 mesi del 2021 il fenomeno dell'immigrazione attraverso la rotta balcanica ha avuto un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mettendo in crisi il sistema che non può reggere. A lanciare l'allarme in Commissione Sicurezza della Conferenza delle Regioni è l'assessore alle politiche dell'immigrazione Pierpaolo Roberti, che ha evidenziato le criticità nell'organizzazione di aree di quarantena di 15 giorni per le persone che entrano nel nostro territorio. Tra l'altro chi richiede asilo in Friuli Venezia Giulia ha già attraversato altri stati dell'Unione Europea, o almeno la Slovenia, paese verso il quale una sentenza del Tribunale di Roma ha azzerato le riammissioni formali, contrariamente a quanto accade al confine tra Francia e Italia. Roberti ha sollecitato la Conferenza delle Regioni a interpellare il Ministero dell'Interno per comprendere quali siano le intenzioni dell'attuale governo, visto che al momento l'Italia non parrebbe coinvolta nel progetto sloveno che prevede l'impiego d'agenti delle polizie di altri paesi dell'Unione Europea per presidiare il confine tra la stessa Slovenia e la Croazia. Siamo all'inizio della stagione estiva, conclude Roberti, abbiamo davanti a noi mesi difficilissimi con flussi migratori che proseguiranno fino ad autunno inoltrato. Raggiungevano il Friuli Venezia Giulia nel fine settimana per individuare gli obiettivi, poi rubavano ruspe e pick-up e assaltavano le aree di servizio. Sono stati individuati e arrestati dalla Polizia di Stato di Pordenone. Presa la banda che ha messo a segno numerosi colpi in Friuli Venezia Giulia, assaltando con le ruspe le aree di servizio. Il gruppo criminale, individuato grazie alle indagini della Polizia di Stato e della Questura di Pordenone, aveva adottato un modus operandi di tipo transfrontaliero. Raggiungeva la nostra regione nei fine settimana e, individuati gli obiettivi, rubava vetture tipo pick-up e ruspe per poi mettere a segno i colpi e impossessarsi del denaro contante contenuto all'interno delle colonnine self-service. 4 le persone per cui è stato disposto l'arresto, tutti cittadini romeni. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono scattate nella primissima mattina di oggi, 2 in Romania e 1 a Trieste. Il quarto uomo, destinatario della misura restrittiva, invece è deceduto lo scorso marzo, quando in provincia di Gorizia, dopo aver rubato un'auto, si è tuffato nel fiume Isonzo, dove è stato ritrovato senza vita, in località Peteano. Tra le aree di servizio prese di mira anche quelle di Martignacco, San Vito al Tagliamento e Porcia. Farmaci scaduti, carenze igieniche nella mensa interna, sporcizia, 3 case di riposo private attive nel Cividalese, nel Palmarino e alle porte di Udine sono state segnalate dai carabinieri del NAS. Ancora controlli nelle case di riposo del Friuli Venezia Giulia da parte dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute di Udine. Il monitoraggio continua in maniera costante a causa del perdurare della pandemia da Covid-19. Gli uomini del capitano Fabio Gentilini hanno eseguito 23 monitoraggi su altrettante case di riposo, 3 nella ex provincia di Trieste, 11 nella ex provincia di Udine, 3 nel Goriziano e 6 nel Pordenonese. In un caso, in una struttura per anziani della zona del Palmarino, è stato denunciato il responsabile della casa di riposo per detenzione di farmaci scaduti. I militari dell'Arma infatti hanno trovato alcune confezioni di medicinali destinati agli ammalati che avrebbero dovuto essere smaltite. Carenze igieniche per una struttura per anziani del Cividalese, dove sono state trovate condizioni di sporcizia nella mensa interna ed è scattata una segnalazione all'autorità sanitaria, oltre a una sanzione pecuniaria di 2.000 euro. Una terza struttura per anziani attiva alle porte di Udine è infine stata segnalata sempre all'autorità sanitaria per carenze igieniche, ma non particolarmente gravi. Le irregolarità sono state riscontrate in strutture private. Nessun problema nelle case di riposo giuliane, dell'Isontino e del Friuli occidentale. Un gesto simbolico, carico di significato per la ripartenza del turismo nel giorno della riapertura delle spiagge, venerdì prossimo. Lo svela l'assessore regionale al turismo Sergio Bini, che domani sera a Telefriuli parteciperà alla trasmissione Economai FVG. Sa cosa accadrà il 14 nel Friuli Venezia Giulia in contemporanea nel 130 km di costa, quindi da Lignano a Muggia, in contemporanea si apriranno 25.000 ombrelloni come segnale di ripartenza, sì, assolutamente sì, di ripartenza e di entusiasmo. Noi siamo riusciti nell'intento di mettere a sistema, come dire, tutto il litorale, già gran cosa. Abbiamo arricchito quella che è l'offerta
della stagione estiva entrante, quindi non solo mare ma anche montagna, collegamenti tra mare e montagna, collegamenti tra le varie località balneari. Bilancio positivo con numeri in crescita per Acegas APS Amga nei primi 3 mesi del 2021. Risultati positivi per il primo trimestre del 2021 per Acegas APS Amga, che rispecchiano l'andamento di ERA, gruppo del quale fa parte. Ecosostenibilità e innovazione sono elementi strategici di sviluppo che il gruppo promuove sul territorio. In particolare Acegas APS Amga affronta il tema della transizione energetica. Un contributo essenziale a questa prospettiva lo sta dando il super ecobonus, il famoso 110%, che oltre ad essere un'opportunità imprenditoriale per Acegas APS Amga è lo strumento principale per affrontare uno dei temi più rilevanti delle nostre città, che è quello delle emissioni in atmosfera clima alteranti che sono legati al riscaldamento domestico. Questo è un elemento determinante che sta trascinando altre iniziative che noi stiamo sviluppando e che sono tutte orientate ad aumentare quella che si chiama la resilienza delle nostre città. Questo lo facciamo attraverso interventi importanti nell'efficientamento delle reti che noi serviamo gestiamo reti elettriche, reti idriche, reti del gas. L'efficientamento e la creazione delle condizioni per la sicurezza dell'esercizio di queste reti è un elemento che aumenta sempre più la competitività dei territori, garantisce la continuità dei servizi e consente quindi alle città di essere moderne e smart. A meno di 2 anni dal suo sbarco in Friuli Venezia Giulia, avvenuto a settembre 2019, Amazon fa poker in regione. Dopo i centri di smistamento di Colugna, Sgonico e Fiume Veneto, il colosso americano degli acquisti online ha annunciato l'apertura di un 4º magazzino a Udine, una scelta che l'azienda ha ritenuto necessaria per rafforzare e migliorare il servizio di consegna destinato ai clienti del capoluogo friulano e dell'Interland. Saranno 20 le persone assunte direttamente dalla società Stelle Strisce, ma attraverso i fornitori di servizi di consegna altri 40 autisti troveranno un posto di lavoro a tempo indeterminato. Lo stabilimento in allestimento misurerà 4.500 metri quadrati, garantirà il massimo dell'efficienza energetica. Industria cartaria e grafica in recupero, ma preoccupano i costi della materia prima. Segnali di ripresa per il settore cartario in provincia di Udine, ma ancora tante le difficoltà. Dopo aver segnato nel 2019 una diminuzione dei volumi produttivi del -1,1% rispetto al 2018, l'industria cartaria e grafica in provincia di Udine nel 2020 ha registrato un calo del -4,2%, a seguito del crollo registrato nel secondo trimestre, -18,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo evidenziano le elaborazioni dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine. Preoccupano le difficoltà negli approvvigionamenti di materie prime, spiega Mario Bolzonella, capogruppo delle industrie cartarie, poligrafiche ed editoriali di Confindustria Udine, in particolare sul fronte della carta da macero. Si fatica a reperirla in volumi adeguati e il prezzo è più che decuplicato in un anno. In crescita anche il prezzo della cellulosa a seguito della forte espansione della domanda cinese. Costi esorbitanti, continua Bolzonella, che si sommano al forte aumento della bolletta energetica e dei permessi per la CO2. Forti rincari affliggono anche i produttori di inchiostri, vernici e adesivi. Tra i motivi di allarme c'è pure il caos logistico nei trasporti marittimi di container che ha fatto impennare i noli e continua a provocare ritardi nelle consegne. Di fatto tutto il comparto delle industrie cartarie e grafiche segna la difficoltà a riversare questi aumenti dei prezzi nelle materie prime sul cliente finale. Un parziale recupero si è avuto nel terzo e quarto trimestre, più 0,9% e più 3,9%, ed è proseguito nel primo trimestre di quest'anno, che ha visto un rimbalzo dell'8,9% rispetto allo stesso periodo del 2020. Una più significativa crescita è attesa per la seconda parte dell'anno. A Udine ritornano gli eventi all'aria aperta. Dal 16 al 18 luglio è in programma in piazza Primo Maggio fontane danzanti, street food. La Giunta ha dato il via libera agli uffici competenti per il rilascio del nulla osta per l'utilizzo della piazza, così da poter allestire la manifestazione.
Tempo permettendo, Covid permettendo, arrivano a Udine nuovamente le manifestazioni all'aria aperta, quindi soprattutto in Piazza Primo Maggio. Sì, dal 16 al 18 luglio Piazza Primo Maggio sarà protagonista di un nuovo evento che saranno le fontane danzanti e lo street food, e quindi una manifestazione che oltre alla promozione delle eccellenze enogastronomiche italiane vedrà anche questo spettacolo con giochi d'acqua, luci e musiche che senz'altro allieteranno quella che è l'estate udinese per i tanti cittadini ma anche per i tanti ospiti e visitatori della città. Oggi abbiamo approvato anche quelle che sono le linee guida per la partecipazione alla manifestazione Friuli Doc che si svolgerà dal 9 al 12 settembre, una manifestazione che anche quest'anno vogliamo che sia elegante, ordinata, sicura e per favorire quest'anno la partecipazione delle pro loco e di chi viene da fuori, una riduzione sin da subito del 50% delle tariffe rispetto alle edizioni storiche del 2019. A Udine la piscina del Palamostre riaprirà dal 7 giugno al 5 settembre, salvo imprevisti o diverse disposizioni normative che riguardano il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid. Le misure per usufruire dell'impianto natatorio in sicurezza sono analoghe a quello dello scorso anno. Capienza massima di 200 persone, oltre agli addetti alla gestione. Nella vasca olimpionica e nel vaschino ludico potranno entrare rispettivamente 130 e 20 persone. Gli ombrelloni saranno al massimo 30 nel solarium e 20 nell'area verde. Il passaggio in Slovenia del Giro d'Italia di quest'anno nella tappa da Grado a Gorizia non sarà un evento isolato. A svelarlo è lo stesso Enzo Cainero, patron delle tappe friulane del Giro, nella puntata di questa sera di Elettroshock in onda a partire dalle 21. Stiamo già lavorando sulle tappe dei prossimi anni, dice Cainero, e alcune di queste comprenderanno diversi tratti in Slovenia. Io penso, se le cose vanno come credo, in Slovenia ci torno fra poco. Nei programmi già presentati a Milano, non vado oltre, c'è già un bel passaggio sulla Slovenia e forse anche di qua. Ogni 2 o 3 anni bisogna riproporre, mettendo qualcosa di nuovo. Per esempio voi avete Montesanto lì che è molto bello, insomma io ho già visto un po' di cose. Ecco, quindi chissà se il 25 potrebbe tornare dai 25. No, io per il 25, se volete, vi dico già la tappa che ho in testa, delle loro celebrazioni. Può essere una gran bella tappa, non vi dico come perché ho già l'idea di come farla, per loro bisogna parlarne già adesso. Guardate che il Giro è super richiesto. E per loro la mia tappa parte da Gorizia e arriva a Nova Gorica, pensate, e non fa solo 1 chilometro. E a proposito del Giro, Alessandro De Marchi ha difeso oggi nella quinta tappa del Giro d'Italia la maglia rosa, il primo corridore friulano ad indossarla da Franco Pellizzotti nel 2008. De Marchi nella tappa da Modena a Cattolica adatta ai velocisti si è limitato a rimanere nel gruppo, riuscendo anche a guadagnare qualche secondo in classifica nella bagarre finale. Di tutto questo si parlerà tra pochissimo a Sport FVG. Al termine del nostro telegiornale si parlerà naturalmente anche dei festeggiamenti a Buia per questo importantissimo risultato. Dopo lo sport, come sempre, l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.